La scuola sta investendo molto, tenendo conto della specificità di questi indirizzi e grazie anche all'apporto dell'Unione Europea, dei fondi sociali europei in questo caso. In particolare sta per essere avviato, è già in corso di avvio, il PON Inclusione. Il PON Inclusione vede coinvolti trasversalmente i ragazzi dei 4 indirizzi in attività che vanno dallo sport all'acquisizione di competenze in lingua madre, all'acquisizione di competenze anche in lingua comunitaria, in particolare l'inglese. Ma abbiamo anche PON che riguardano proprio specificatamente le competenze di base, quindi matematica, coding, scienze, in particolare la chimica, inglese, francese, spagnolo, perché tra gli indirizzi che ci sono in questo istituto abbiamo anche il turistico, quindi l'ITE Edoardo Pantano al suo interno prevede l'indirizzo tradizionale AFM, che sarebbe amministrazione, finanza e marketing, l'indirizzo di informatica, quindi sistemi informatici aziendali, cosiddetto SIA, ma prevede anche un indirizzo molto innovativo e devo dire attuale, quale quello proprio del turismo. Per il nautico si prevede l'imbarco presso compagnie di navigazione conosciute a livello internazionale. Per il turismo si prevede proprio lo stage all'estero per l'acquisizione sul posto di maggiori competenze in lingua straniera. Per il nautico siamo centro accreditato Marlins, quindi i ragazzi possono approfondire le competenze in lingua inglese, le competenze diciamo specifiche del settore marittimo. E per quanto riguarda invece i ragazzi dell'IPS facciamo fare loro esperienze fondamentali che hanno a che vedere con l'assistenza sia degli anziani, dei disabili, ma anche con le attività, il lavoro possibile da svolgere presso gli ospedali. In ultimo, ma non ultimo, il CAT, come dicevo prima, i ragazzi quest'anno hanno svolto importantissime attività di alternanza scuola-lavoro in convenzione con i comuni di Giarre e di Riposto.